Mancano poche ore allo scadere dei termini per la presentazione delle liste e dei 4 comuni al voto nel Bassanese le certezze sono davvero poche. Qualcuno dei candidati si è già presentato, qualcun altro aspetta l'ultimo momento per sciogliere le riserve, ma i tempi stringono e la campagna elettorale vera e propria deve ancora partire a un mese dal voto. Ma andiamo in preciso ordine alfabetico. A Enego, unico dei 7 comuni che va alle urne, si sta profilando uno scontro fra il sindaco uscente Ivo Boscardin e il giovane Marco Frison, presidente della Proloco. Uno scontro fra generazioni in un territorio che ha di fronte molte sfide. Anche a Marostica si profila uno scontro generazionale, ma stavolta invertito rispetto a quanto avviene in altopiano. Il sindaco uscente è infatti il giovane Matteo Mozzo, mentre lo sfidante è l'esperto Giorgio Santini. A Nove il comune è commissariato dalla caduta della sindaca Raffaella Campagnolo e c'è quindi grande attesa per questa tornata elettorale. Per ora si sono presentati Franco Bordignon, già sindaco per 2 mandati, con una civica di centrosinistra per 9 futura, e Luca Rebellato con la civica di centrodestra Ripartiamo da 9. Fa storia a parte Rossano Veneto, dove per ora il centrodestra gioca in casa. Entrambi i candidati sono espressi dall'amministrazione, dato che la sindaca Morena Martini intende passare il testimone all'assessore Marco Zonta, che dovrà vedersela con il vice sindaco dimissionario Davide Berton. Per adesso si fa corsa a 2, ma non è detto che all'ultimo momento non si presentino in ufficio elettorale altri candidati a sorpresa.